Eccoci rientrati in studio dopo la pubblicità e adesso la rubrica che veramente porto nel cuore, l'emigrante. Vai con la sigla. L'avete già vista all'inizio del programma, lei arriva da Sant'Agapito in Molise e qui con me Agnese Di Stefano. Buon pomeriggio. Grazie per essere qui Agnese, Grazie a grazie te. per aver, come dire, contribuito all'apertura di questa giornata un po' particolare per tutti. Sì. E Grazie a te per avermi invitata. come abbiamo detto prima, speriamo che le giornate siano particolari tutti i giorni, non solo in questa occasione. ricorrenza. Sì. Intanto come stai? Bene, molto emozionata Un devo po' dire, meglio? però ecco Perché oggi sono anche l'accoglienza. molto emozionata io, quindi se pure l'ospite mi ha emozionato. Sì, è stato tutto emozionante perché abbiamo iniziato comunque con un pezzo coreografico molto forte, quindi l'emozione si è sentita Quindi tutta. la tua professione va subito, andiamo subito al nocciolo della questione, tu sei una ballerina. Una ballerina. Parti come ballerina, Sì, poi sì, dopo sì, ci arriviamo sì. a tutte le belle cose che fai, ma partiamo da capo come faccio sempre con tutti gli ospiti. Tu nasci in questo piccolo paesino del Molise che si chiama Sant'Agapito. Sì. Quanti abitanti fa? 1000 abitanti, 1200, è veramente una Quindi proprio vi conoscete? ci conosciamo tutti, siamo come una famiglia allargata, quindi sì, è iniziato tutto diciamo in questa piccola terra e la mia passione però era già molto arrivata, forte. sì, magari dopo, però È magari arrivata quando sei appena dopo, nata, però io da non subito penso. ero conosciuta al paese come la bambina. Vediamo subito una foto, Sì. una foto che ti ritrae piccina. Qui dove sei? Qui sono al mare a Campomarino, sempre in Molise. Certo, sei vicina, di quanto dista? Beh, un'oretta, però comunque ogni anno andavamo in vacanza qui con tutta la famiglia e ho scelto questa foto perché si vede un po' questo temperamento che non è cambiato, devo dire. Stavi già ballando lì, quanti Già anni ero in hai qui? movimento, ma qui avrò avuto l'età, penso, di mia figlia, forse più piccola, 6 anni, credo, 5-6 Vediamo anni. anche la foto successiva. Adesso arriva. Loro chi sono? Beh, questa foto mi tocca molto perché sono i miei nonni materni, però io ho vissuto molto poco mia nonna, mentre mio nonno ha rappresentato comunque una figura molto significativa nella nostra famiglia. Tu mi hai detto tutti e quattro i nonni in realtà, tutti e due i Sì, nonni. in particolar modo perché io ho vissuto molto di più il nonno materno e la nonna paterna. E diciamo mio nonno è stato un esempio un po' per tutte noi, per tutta la famiglia, sia per la sua grande cultura, educazione, i suoi modi sempre gentili, eleganti. Come si chiama nonno? Guerino. Guerino. E è un ricordo molto forte questo per me e siamo tutte molto grate a lui perché grazie a lui ci siamo sempre ritrovati come famiglia, è stata la colonna portante, ecco, Tu della dicevi famiglia. anche, non so se è questo nonno qui che è stato lungimirante, è stato uno nella sua, anche se in un piccolo centro, Questo però devo dire tutta la famiglia, sia anche mia nonna, la mia nonna paterna ha diciamo, assecondato la decisione di mio padre di iscriversi al conservatorio. Infatti mio padre è un musicista, insegnante di musica ed è stato sicuramente una cosa rivoluzionaria per quei tempi perché è stato il primo ragazzo all'epoca ad avere questa vocazione così forte e i miei nonni, nonostante la loro mentalità comunque di paese, ecco, l'hanno sempre supportato, anche se lui doveva lavorare. dove ha frequentato papà? A Campobasso e faceva quindi- dei viaggi da e come si solo. muoveva? Si muoveva a piedi dal paese fino, diciamo, alla stazione dove c'era un Quanto faceva a treno. piede? Quanti? Tanti chilometri, adesso Quanti no? Anche per esattamente dare un'idea a c'è casa, del a volte quando uno si sacrificio. lamenta, esatto, che si lamenta perché deve prendere Sì. l'autobus, che ne so, oppure Esatto. andare con un motorino, dico per dire, no? Quanto Beh, faceva a sicuramente piedi, 5-6 a chilometri, piedi? tutte le mattine, con la neve anche, con Certo. questo Anche solo perché per insomma in studiare. Molise e la neve Il si sa, freddo si sente. non è un freddo. Sì. Poi non so come se adesso come se il freddo si fosse un po' attutito, non lo so, ma penso che prima, non lo so, io sento su di me nei piccoli centri questo freddo senza case, nelle campagne, perché penso che Sì. 6 chilometri li faceva Io lo anche proprio ricordo di ancora, strade. quel freddo fortissimo, Esatto. lo ricordo ancora. E quindi papà faceva 6 chilometri Sì. la mattina, poi E poi, diciamo, prendeva un treno
Ecco, arrivava dove lo prendeva il treno? proprio in stazione, diciamo, una frazione del qual è? paese, Sant'Agapito sempre, però sempre. diciamo, mentre noi siamo in collina, lui doveva arrivare, diciamo, in pianura, ecco, quindi doveva fare tutto il A tragitto. che ore si alzava? Alle 5, alle Sì, penso di 4? sì, molto presto. E poi andava al conservatorio dove, Sì, insomma, il conservatorio non è una scuola come un'altra, cioè si lavora si tanto lavora ci sono, e l'esercitazione è tanta. Sì, e proprio perché mio padre comunque ha Che strumento vissuto, suona papà? lui si è diplomato poi in tromba, Quindi però è polistrumentista, ecco, diciamo lui. la tromba proprio impegnativa, diciamo, ti metti lì ore e Sì, ore magari per trovare sì, sì. l'accordo giusto, la nota giusta. Sono andata su papà perché poi i sacrifici dei genitori, un po' in qualche modo, i sacrifici dei genitori ne beneficiano i figli, Sì, è perché stata una comunque cosa lui ti ha aperto un importante. po' la Sì, sì, strada. assolutamente è partito tutto da lui. Vediamo la Lui, terza foto sì, intanto, così vediamo dove siamo arrivati, cerchiamo di andare di pari passo. eccoci, tutte donne. Chi sono queste Una donne? famiglia tutta al femminile e c'è solo una rappresentanza qui perché poi è arrivata mia figlia più tardi, sempre quindi un'altra femminuccia, e manca mia mamma, le mie zie e questa è diciamo una fortuna. Io sento di essere stata fortunata perché sono cresciuta sin da subito sentendo la complicità tra donne, non la rivalità. Quindi è nato, c'è stata sempre tra di noi una solidarietà femminile, mai invidia, nonostante la bellezza, diciamo, di tutte, perché sono tutte belle, ma non c'è stata mai invidia. Noi ci siamo sempre sentite una squadra, unite, anche dall'arte, perché quando ci vediamo, nonostante fossimo tutte diverse, mia sorella è una scienziata, quindi è proprio tutta un'altra mentalità, non artistica, diciamo, però quando ci riuniamo, alla fine il canto, la musica, mio padre che suona, mia zia che poi è bello, proprio un'insegnante di famiglia teatro, di artisti. una famiglia di A un certo punto artisti. in te nasce questo desiderio di voler fare danza, Sì. incominci a studiare nei pressi di casa Sì, tua, diciamo ad Isernia, così, ad nella Isernia. cittadina più Però tu vicina. dici anche se la scuola era una scuola importante, valida, però non riusciva a coprire insomma, le mie esigenze, comunque i miei sogni. Quindi in Sì. qualche modo vi spostate e fate avanti e indietro, un'altra volta i pendolari, quindi ritorna, però questa volta col treno. Con la macchina Con per la un macchina. anno abbiamo fatto 2 o 3 volte a settimana Quindi questi papà, viaggi. memore di quello che aveva fatto lui, ha Vissuto, capito sì. la tua esigenza e tutti i giorni ti ha portato a 2 o 3 Roma. volte a settimana facevamo questi viaggi di 2 ore e mezza all'andata, 2 ore e mezza al ritorno. E sembravano dei viaggi, sembra detta così un viaggio infinito, ma in realtà la passione era così forte che io Tu mi non la ricordo come sentivi? non sentivo la fatica. Poi magari portavo i libri per studiare in macchina Quindi tu oltre a perché studiare in macchina, insomma gli studi normali che dovevi fare, dovevi poi arrivare a Roma, sì, nella scuola che si di Franco chiama? Miseria, Centro Studi Che è Musical. stato anche ospite a Cusano qualche tempo fa. Sì. E, E questa è stata una scuola dunque che tu studiavi sui libri e in più facevi anche lì tutte le ore, perché tutti i lavori sì, artistici fatti bene ci sono tante e tante ore di prove e tante poi ore. tornavi a E tornavo casa. a casa più o meno verso Questo mezzanotte, però non non poteva poteva durare. durare Quindi che cosa troppo. è successo quando avevi 15 anni? Beh, mio padre si è confrontato col mio insegnante, che ringrazierò sempre, perché lui gli disse vale la pena per questa ragazza, avevo solo 15 anni, trasferirsi a Roma. E ti sei trasferita a Roma. E andiamo subito, perché tu ti sei trasferita a Roma e poi sono successe delle Tante cose. diciamo un po' da sogno. Vediamo le foto come sono state organizzate, in modo che vediamo anche qualche tuo... Qui sei, Nella scuola di Franco Miseria, esatto, che sta esattamente. precisamente dove? E si trova in zona Eur, quindi vicino alla metro Laurentina, quella Quindi zona eravate lì, comodi, sì. uscivate dal raccordo, eravate comodi. Quello per fortuna sì. Diciamo così. Andiamo con un'altra foto. E qui l'esordio. E qui l'esordio, al Al Sistina, cioè Sistina. uno debutta dove va? Va al Sistina, è proprio il sogno di tutti, insomma, di tutti quelli che fanno questo lavoro, soprattutto di chi fa musical oggi, diciamo. Sì, La patria del io... musical, sono rimasti 2 o 3 location a Roma, 2 o 3 teatri. Sì, è stata un'emozione, è stata inaspettata questo esordio, Guardati soprattutto sempre perché lì. sono stata catapultata subito su un palco così importante, quindi Qui che diciamo uno lavoro era? staff, Poveri ma belli, il Vediamo musical anche la Poveri foto ma belli. successiva. C'è una foto forse di una persona che insomma io adoro più di ogni altra cosa, non a caso, Massimo Ranieri.
Che tanti spettacolo anni. è Questo era Canto perché non so nuotare, per ben 500 repliche, sono Mamma stati mia. tanti anni di tournée con un maestro, un vero e proprio Beh, lui è maestro. proprio uno stacanovista. Sì. Sì, e qui devo dire, questo era diciamo un inchino che lui mi faceva fare dopo un assolo e ripeto, per me questi anni ho respirato il teatro, tanti posti in Italia, all'estero, una Massimo tournée. Ranieri sul palco faceva un brano che si chiama La cura. Lo so che te l'ho chiamato in maniera diversa, però ci siamo messi d'accordo per una cosa, ma come diciamo sempre, visto che è un live qui, No hai problema. La cura, che addirittura Massimo Ranieri fa questo brano mentre fa Le gli flessioni, addominali, gli cioè proprio il addominali, sì. massimo. Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Grazie Alex, grazie tante. Che emozione. Un grande, questa canzone, io la che sento tutta oggi emozione. questa emozione. Un grande Massimo Ranieri, Sì. sicuramente si imparano tante cose solo a guardarlo, no? Perché è uno Assolutamente, che un grande al lavoro professionista. ci tiene veramente tanto, insomma lo Tanto. porta avanti come si dovrebbe portare, veramente senza come sbavature da nessuna parte, tecnicamente perfetto, esatto. Poi però che cosa succede? Beh, sono poi continuati altri lavori, sempre a Il lavoro teatro, in tutto Rai, importante, anche con Brignano, insomma televisione. tanta Sì. roba importante, Poi ho spettacoli di avuto alto un grave livello. infortunio che mi ha costretta a fermarmi per 1 anno e mezzo. Però devo dire che poi ho un po' sfruttato questa interruzione per studiare, quindi iscrivermi all'università, perché avevo quest'altro sogno che era quello di laurearmi in psicologia clinica. E a fatica, perché chiaramente non era facile conciliare un po' tutto, perché poi di lì a poco è arrivata anche mia figlia, che è stata tanto, tanto desiderata, questa bambina. Mi emoziono Eccola sempre lì. quando parlo di lei. Molto bella, questa è una foto classica, tutte le mamme ce l'hanno con questo Sì. pancione. Sì. Sì, ovviamente con la sua Quindi tu contemporaneamente, nascita. visto che sei una abituata a ottimizzare i tempi, perché mentre venivi a Roma in Sì. macchina viaggiavi, studiavi e poi dopo ti allenavi pure, lì ti sei laureata, hai Mi insomma, sono portato dovuto avanti la studiare, gravidanza lavorare, e chiaramente fare la mamma. fare la mamma. A tempo pieno. Tu mi dici che questa bimba per te, chiaramente come ogni mamma, è la luce dei tuoi occhi. Hai un brano che Sì. comunque ti lega a lei in modo particolare, Sì. me l'hai chiesto e Alex lo realizza. Hay oruguitas, no sé cuántas más hay que crecer, parte y volver, hacia adelante seguirás, vienes milagros, vienes crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro. Hay que oruguitas, no sé cuántas más hay que crecer, hay que partir su proprio futuro. Grazie Alex, Grazie. Questi applausi da dietro le quinte che partono spontanei. Bello. Cosa ti ricorda questo brano? Perché me l'hai chiesto? Tutto quello che ho vissuto con lei, sia i momenti facili che quelli difficili. È una canzone che entrambi quando ascoltiamo non riusciamo a sentire per troppo tempo, perché ci fa piangere. Di emozionarsi, Ci vabbè, le emozioni sono emoziona, sempre sì. belle. Io dico che è meglio, Sì. come diceva Shrek per un altro argomento, meglio fuori che dentro. Sì. Però ci sta anche per una lacrima, diciamo, Ci di sta, emozione, perché poi insomma, la vita è fatta di assolutamente. emozioni, altrimenti... Per me comunque è stato molto importante questo legame che ho con lei, perché mi ha dato
trovato poi la forza di ricominciare a danzare. È stato un amore sano, per cui c'è la possibilità anche di amarsi, no? E di soprattutto, ricominciare. quindi tu hai avuto questo problema, diciamo, fisico, però poi dopo ti sei ripresa, hai ricominciato a ballare in questo, diciamo, in questa vita, perché è una vita vissuta, finisce il rapporto col papà Sì, di tua figlia quando lei aveva 3 anni. e incontri una persona che però, insomma, ti crea qualche problema, Sì. un amore malato, lo vogliamo chiamare così? Sì, sono... Oggi poi proprio... Sì, oggi 2 parole, no, forse è importante dirle, non mi soffermerei tanto sulla parte negativa, ma sul fatto che con il giusto supporto, quindi fidandosi delle proprie intuizioni, delle proprie consapevolezze, Quindi tu perché l'hai capito l'avevo capito, e ti sei fatta aiutare ma non è a uscirne. facile, Certo perché che non è lo facile. capisci, però allo stesso tempo hai bisogno di che lo capiscano un po' tutti per tirarti fuori. E per cui oggi lo dico con molta serenità, perché sento di essere comunque in rinascita. Però se uno chiede l'aiuto comunque ce la può fare. Ce la Questo può è il fare, messaggio che deve assolutamente, passare, bisogna di non anche... restare chiusi e non parlarne con nessuno. Bisogna stare attenti molto al senso di colpa, perché tendiamo a privilegiare la felicità dell'altro a scapito di quella personale, e il senso di colpa ci porta sempre a fare un passo indietro, ma questo passo indietro ci spinge verso il basso, come fossimo nelle sabbie mobili, ce ne accorgiamo quando poi è troppo tardi. È importante invece subito fidarsi delle proprie sensazioni. Quindi tu rinasci. Rinasco. Ecco, ma Dalle andiamo sue- sulla rinascita, vediamo Sì, un'altra sì, foto sì. che sicuramente ci dirà qualcosa in più, perché il tempo stringe. Beh, questa foto è veritiera, cioè rappresenta la mia vita quando cercavo di conciliare studio, maternità, lavoro, danza, e poi è uno scatto che non mi aspettavo, quindi racconta Chi proprio l'ha tutta la scattata verità. questa foto? È questa la nonna di Nicole, la Lo nonna di vedi? Nicole. Quindi uno si dovrebbe ricordare anche di chi scatta le foto, Sì, è più che vero. a parte le foto, insomma, che racchiudono un Certo. momento. Andiamo con un'altra foto invece per vedere dove è arrivata la tua storia, per quello che possiamo raccontare, ancora la tua bimba. Qui dove siete? Qui eravamo in lockdown, per cui io mi sono laureata da casa, infatti si vede che la location non è quella universitaria. E quindi un traguardo tanto sofferto, ma con il suo supporto lei è stata il motore per me, per tutto, e quindi sono riuscita poi a conseguire questo titolo tanto sudato. Andiamo con un'altra foto. Arriva subito. Beh, qui è uno spettacolo che abbiamo fatto insieme, perché appunto, come dicevo, abbiamo cercato di supportarci sempre l'un l'altra e ho cercato di coinvolgerla per quanto possibile nella mia vita. Lei lo fa con piacere, con gioia, è stata una grande professionista in questa occasione, perché io le ho messo male la scarpetta, si vede anche dalla foto, e lei ha continuato a ballare nonostante Anche da professionista, come la si fa? scarpetta fuori Ma lei da grande posto. vuole fare la ballerina? Allora, lei è molto portata, ma secondo me la sua strada è la recitazione. È più attrice, La può vedo, fare sì, cose, più soprattutto con il attrice. musical, no? Si fa quello e quello, Sì, ci sì, aggiungiamo sì. il canto ed è un'artista Perfetto. completa. Sì. Andiamo con un'altra foto. Beh, quindi abbiamo parlato già di mio padre, questo è un momento, diciamo, quasi sacro che viviamo, raro, però è bellissimo perché è proprio un momento in cui lui suona, noi cantiamo, ci si estranea un po' dalla quotidianità, anche se non capita spesso, però entriamo proprio in un'altra dimensione in questi momenti. Tu mi hai scritto che a un certo punto ti sei sentita un po' in colpa del fatto che papà fosse rimasto Sì. comunque Sì. al paese e mamma invece ti ha seguito per anche darti un Sì. supporto perché eri piccola. Ero molto piccola, non potevo trasferirmi da sola. Assolutamente sì, a 15 anni non ti senti responsabile di tutte le decisioni dei Certo. genitori, e quindi vedere loro divisi a distanza. Poi oggi me ne sono fatta una ragione, nel senso penso che loro stanno insieme da 50 anni proprio grazie a questa distanza. Perché adesso com'è No, la adesso si è situazione ripristinata familiare? la Il situazione. ricongiungimento
ricongiungimento familiare c'è stato? C'è stato il ricongiungimento, ma per tanti anni la distanza ha aiutato ad evitare, no, litigi, discussioni. Vabbè, alla fine Però, quando uno si fa una famiglia in qualche modo sì. ci si aiutano anche in questo senso. No, loro hanno fatto tantissimo, insomma, devo riconoscerlo. Sì, si può dire, però come abbiamo detto papà lo ha capito perché sulla sua pelle secondo me ha vissuto, insomma poi io immagini 6 chilometri al piedi col freddo, altro che ginnastica, aveva fatto anche la ginnastica. Andiamo con un'altra foto. Ecco, questo direi proprio la rinascita, la mia ricostruzione, è una foto molto attuale perché ho fatto una scelta professionale che è quella di dedicarmi alle donne, non casualmente devo dire, e quindi tutti i miei progetti artistici adesso sono con le donne, ma anche non solo artistici, perché sono dei contesti dove le donne incrementano la propria autostima, si sentono più belle, prendono uno spazio per loro fuori dalla famiglia e io ho questo riscontro, percepisco, no, la bellezza della condivisione che c'è e quindi questo mi ha motivata ad utilizzare il ballo non solo per l'arte, ai fini diciamo dell'arte, ma anche ai fini terapeutici. Quindi mi sono formata poi come arte terapeuta e quindi utilizzando i linguaggi artistici per favorire il benessere psicofisico della persona. Adesso non è che io voglio una soluzione da te, però mentre parlavi mi veniva in mente così, ci sono tante associazioni o comunque professioni che si avvicinano tanto alle donne, no? Sì. Forse manca qualcosa per gli uomini, forse bisognerebbe incominciare in qualche modo a far fare anche assolutamente, è fondamentale. Gruppo, come dire, interazione a questi uomini che forse sono lasciati un po' troppo soli? Sì, invece è molto importante che, secondo il mio punto di vista, coinvolgerli in questi progetti affinché loro accolgano i valori femminili. Non esiste femminismo o maschilismo dal mio punto di vista. Certo, anche io la penso come te. Esiste, diciamo, soprattutto da parte dell'uomo, quella concezione del rispetto, della delicatezza, no? Che sono tutti valori che le donne hanno necessità di sentire che sono globali, non appartengono solo ad una categoria. E nella sala da ballo, questo lo dico perché anche nel ballo di coppia, noi insegniamo molto a guidare, accompagnare la donna, non strattonarla, c'è anche il linguaggio del ballo, è un linguaggio gentile. Delicatezza e gentilezza, abbiamo pochissimi secondi. I tuoi progetti imminenti? Sicuramente coltivare questa unione tra psicologia e danza e quindi continuare con le ragazze, con le donne, magari appunto come mi consigliavi anche coinvolgere gli uomini Potrebbe essere un inizio, una lettura diversa, no? Perché se fino adesso non ci siamo riuscite in un certo modo, forse bisogna cambiare un po' rotta. Dobbiamo sognare un pochino anche, no? Abbiamo bisogno anche di positività, quindi speriamo che sì, balliamo, vorrei continuare a ballare, però coinvolgendo anche altri temi che sono comunque molto importanti. Agnese, io ti ringrazio per essere stata qui, grazie anche per tutto quello che hai fatto all'inizio e ti chiederei di rimanere anche fino alla fine, così facciamo una chiusura tutti quanti insieme se ti fa piacere. Grazie Grazie a te, mille, grazie mille. Grazie ancora. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità.